Dalla trasmissione di Telefriuli per bambini Maman nasce un libro di testo in lingua friulana per gli alunni delle primarie, ideato dall'Arlef e curato da Daria Miani. Dalla trasmissione Maman è nato un libro di testo per gli alunni delle primarie. È stato presentato oggi, sarà distribuito in 20.000 copie. 20.000 copie per 180 plessi scolastici divisi tra Udine, Pordenone e Gorizia. L'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, ha presentato il Libri di Maman, un testo di supporto all'insegnamento della Marileng dedicato agli studenti delle scuole primarie, nato dall'omonima trasmissione di Telefriuli condotta da Daria Miani, in onda quest'anno ogni venerdì alle 18:30. Alle parducci frus dalle scuole elementari come che si chiamano primarie, sì che hanno due libri, un po' la prima e la seconda e che altri libri terza, quarta e quinta. All'interno i chiattai tutti gli argomenti che vi già io tutto al cartone animato ma anche sulla stampa locale vi ho tutto da inserts che si chiamavano Pon Maman e hanno la possibilità di dare ai frus ma anche ai grains, no? La possibilità di poter fare con la nostra lingua imparare la migliore discoviergi o riscoviergi dai termini che magari si erano perduti. È un bel messaggio positivo in un momento in cui la scuola sicuramente è una di quelle istituzioni che ha avuto maggiori difficoltà con il blocco totale dal marzo di quest'anno fino all'avvio difficile di quest'anno, poi le nuove restrizioni che sono proprio di oggi con l'ultimo DPCM. Noi lasciamo un messaggio invece importante di investimento sulla scuola e sui nostri ragazzi, in questo caso un investimento che riguarda ovviamente anche il friulano e la possibilità che anche i più piccoli comincino fin da subito a lavorare su degli strumenti riconosciuti